Il Veneziano è la zona del Veneto in cui è piovuto di meno in un periodo già contrassegnato da una forte siccità. La regione potrebbe mettere presto un'ordinanza, chiesto lo stato d'emergenza al governo. A Mestre vengono tutti a drogarsi perché le dosi costano meno, chiediamo rinforzi per il bene di tutti, è l'appello del sindaco Brugnaro dopo quanto accaduto in Via Dante. Il caso di Chloe Bianco, inviata al Ministero dell'Istruzione la relazione sui fatti del 2015, a prepararla la dirigente scolastica regionale che spiega non ci fu alcun demansionamento. In quartiere Pertini a Mestre, residenti ancora sul piede di guerra dopo l'ennesima occupazione abusiva di un appartamento. Vogliamo risposte da Ater e Comune, dicono. Emergenza abitativa fra sfratti e famiglie in difficoltà a Mestre. Venezia, presidio questa mattina davanti all'assessorato alle politiche sociali, servono interventi politici. Code e caos all'aeroporto di Tessera domenica scorsa, il sindacato denuncia, manca il personale di terra, l'avevamo denunciato in tempi non sospetti. L'enorme diffusione delle case affittate ai turisti a Venezia approda in Parlamento. Il deputato Pellicani ha proposto un tetto sia per il numero delle case che per il periodo in cui possono essere affittate, gestito dal Comune. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali l'allarme di questi giorni che si sta aggravando di ora in ora, quello della siccità. Il veneziano tra l'altro è la zona del Veneto dove è piovuto di meno in queste settimane. La regione potrebbe emettere tra l'altro presto un'ordinanza, così ha spiegato questa mattina il governatore del Veneto Luca Zaia, che tra l'altro è impegnato sul fronte del governo per la dichiarazione dello stato di calamità. Nei primi 15 giorni di giugno sul veneziano centrale sono caduti tra i 6 e gli 8 mm di pioggia, cioè niente se si pensa che il dato complessivo regionale è 33 mm, un livello già di per sé bassissimo visto che le medie registrate tra il 1994 e il 2021 per l'intero mese sono stimate in 97 mm. Il bollettino delle risorse idriche emesso dall'ARPAV, l'Agenzia regionale per l'ambiente, disegna un quadro critico al quale peraltro le singole ordinanze emesse dai comuni offrono risposte a macchia di leopardo. È pensabile che si possano fare delle ordinanze da parte della Regione Veneto, un po' come si è fatto durante il coronavirus? Sì, noi stiamo tentando di lavorare su questo fronte, l'ho già detto anche questa mattina in conferenza stampa ed è esattamente quello che vogliamo fare. Stiamo vivendo una situazione critica, 2003 è accaduto, 2017 è accaduto e adesso siamo a un ritorno della fase di siccità, poi verranno anche le estati con la pioggia. Nel frattempo le regioni tornano a chiedere lo stato d'emergenza al governo. Tra oggi e domani abbiamo delle riunioni a Roma con il Presidente Zaia in primis, dove chiederemo lo stato di emergenza che ci serve per porre ancora una volta all'attenzione il tema che l'acqua prima di tutto deve avere un uso umano, cioè per i bisogni umani, secondo per l'agricoltura e solo in terza posizione per la produzione di energia elettrica. I fondi del PNRR potrebbero rivestire un ruolo cruciale in una strategia futura di contrasto alla siccità che potrebbe prevedere la creazione di nuovi bacini, così come la riduzione delle perdite d'acqua che avvengono nelle nostre reti idriche. Nel frattempo ognuno dovrebbe impegnarsi ad offrire il suo contributo al risparmio. Gli sprechi d'acqua in generale, se uno si mette a lavare l'auto sul cortile di casa e a canna tutto spiano, sa che quella acqua tolta all'agricoltura, tolta alle attività umane. Se poi piove risolviamo tutti i problemi. Quindi il tema è anche quello del risparmio idrico, con l'appello che parte da Veritas. La siccità e l'assenza di precipitazioni destano preoccupazione. Per questo Veritas lancia un appello alla cittadinanza invitando a utilizzare l'acqua in maniera consapevole per non sprecarla, preservando, scrivono, una delle più importanti risorse naturali purtroppo esauribile. Controllare ed eventualmente riparare la presenza di eventuali perdite dai rubinetti e scarichi del VC. Una goccia al secondo può far sprecare circa 17 litri d'acqua al giorno. Utilizzare sciacquoni per i WC a scarico differenziato, installare sui rubinetti i riduttori di flusso, prediligere la doccia al bagno. Per un minuto di doccia occorrono 15 litri d'acqua, per riempire una vasca ne servono circa 150.
Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua, ma aprire i rubinetti solo quando serve. Raccogliere in una bacinella l'acqua di lavaggio di frutta e verdure e riutilizzarla per le piante. Dare da bere di sera o di notte alle piante e ai giardini. L'evaporazione sarà minore, quindi servirà meno acqua. Se possibile, raccogliere l'acqua piovana e usarla per quest'operazione. Infine, utilizzare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico. Con un lavaggio settimanale in meno sarà possibile risparmiare in un anno 5.000 litri di acqua e centinaia di euro di energia elettrica. Ritorniamo ai fatti drammatici di domenica a Mestre, con le parole durissime del sindaco Brugnaro, che dice: a Mestre vengono tutti a drogarsi perché le dosi costano meno. Chiediamo rinforzi per il bene di tutti. Cominciano a non avere più fiducia, non hanno più fiducia in niente, perché per quanto noi facciamo, per quanto ci stiamo adoperando, purtroppo la situazione è un po' di abbandono anche di responsabilità diretta da parte di tutti. Dopo quanto accaduto in Via Dante, in cui un 25enne è stato investito e ucciso da un 36enne trevigiano sotto probabile effetto di droga, con la situazione di spaccio e degrado nella zona di Via Piave a Mestre, il sindaco Brugnaro non si nasconde dietro a un dito, evidenziando la gravità della situazione. Certamente a Mestre il costo delle dosi è più basso che nel resto del Veneto. Stiamo attraendo tossici da tutte le province vicine. Per Brugnaro la risposta allo spaccio e al degrado continua a essere il pugno duro, la repressione. Solo pochi giorni prima dell'incidente si era tenuto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza anche per discutere di Via Piave, ma anche alla luce di una Mestre, centro dello spaccio, c'è bisogno di rinforzi, dice. Allora io chiedo che vengano ripristinate le pattuglie di strade sicure, da 3 pattuglie sono una pattuglia, e questo è un affare che riguarderà il Ministero dell'Interno. Se è un problema di costi siamo disposti a pagarli come città, però non è possibile che queste cose avvengano sulle spalle dei cittadini. Chiediamo, come abbiamo chiesto più volte, un aumento delle forze dell'ordine nelle zone di Via Piave. Ovviamente noi siamo totalmente schierati, giorno e notte, lo dico agli uomini nostri che ascoltano e adesso ai nuovi ufficiali. Lavorerete anche di notte, lo dico alle famiglie. Mi dispiace, ma questo non è un lavoro da ufficio, è un lavoro da strada. E poi c'è il caso di Chloe Bianco, inviata al Ministero dell'Istruzione. La relazione sui fatti del 2015, a prepararla è stata la dirigente scolastica regionale Palumbo, che spiega non ci fu alcun demansionamento dell'insegnante. Intanto la polemica politica entra a Palazzo Balbi, lapidario il governatore Zaia sulle parole dell'assessore Donazzan. Di certo per me non era un uomo vestito da donna, ma era una donna a tutti gli effetti, visto e considerato che tale si sentiva. E questo la pensa in maniera diversa rispetto al suo assessore? Ma guardi, questo è un altro tema, ma non è una contrapposizione. Cioè, penso che la Costituzione garantisca questi diritti, io mi fermo lì. Non è mai stato facile il rapporto tra il governatore Zaia e l'assessore Donazzan, basti ricordare il caso di Faccetta Nera cantata alla radio e quel consiglio regionale bollente dedicato proprio alla vicenda che imbarazzò non poco il numero 1 di Palazzo Balbi. E l'ultimo capitolo di questo rapporto difficile ha un titolo preciso: Chloe Bianco. Dire di certo per me era una donna, non un uomo vestito da donna, è un chiaro riferimento alla definizione ribadita all'epoca e anche oggi dall'assessore all'istruzione di Fratelli d'Italia, con annesse polemiche. Ma sullo sfondo c'è ben altro. C'è una relazione cronologica degli eventi a partire dallo scoppio del caso nel 2015. Una relazione redatta dal dirigente scolastico regionale su richiesta del ministro dell'istruzione e che è appena terminata. Abbiamo mandato gli atti al Ministero e ovviamente il Ministro si farà l'idea. L'idea che mi sono fatta io è di assoluta correttezza di ciò che è stato fatto e soprattutto, questo ci tengo a dirlo, nessuno ha demansionato Chloe Bianco. Chloe Bianco fu sospesa per 3 giorni per essersi presentata vestita da donna senza un adeguato avviso e per lo scompiglio che generò. Insomma, non era in ballo il coming out, ma il modo in cui lo portò avanti.
Su questo e soprattutto sullo scompiglio e le reazioni che ne seguirono le versioni discordano, ma in ogni caso il ricorso della prof fu rigettato dal giudice del lavoro. Può essere stato un colpo tale da farla entrare in una spirale negativa e indurla dopo anni al suicidio? Può essere, non lo sappiamo. Di certo, spiega Palumbo, non ci fu accanimento nei suoi confronti. Si trattava comunque di un supplente, di una supplente che inserita sia nelle graduatorie del personale ITP, insegnanti tecnico-pratici, che nelle graduatorie degli assistenti amministrativi. Quindi semplicemente ha svolto supplenze nell'uno e nell'altro ruolo. Nessuno ha, dopo le sanzioni, messo questa signora in segreteria. Non esiste. Le polemiche nel frattempo non si fermano. Giovedì a Venezia è in programma una manifestazione di studenti. Nel mirino sempre l'assessore Donazzan. Ricordiamolo, c'è una persona che ha fatto una scelta così grave, no? E così dolorosissima, e quindi bisogna assolutamente avere rispetto per tutto il dolore e la sofferenza che ha portato a questa scelta, e quindi nessuno si può permettere di strumentalizzare quello che è accaduto. Le proteste possono avere però un risvolto positivo, portare all'attenzione della classe politica, del Parlamento, queste questioni, rispetto alle quali forse la pubblica amministrazione, tutta, la scuola anche, ha bisogno di indicazioni, linee più certe. Così dunque Carmela Palumbo, su un caso che sta facendo discutere davvero tutti e non solo in Veneto. Ritorniamo adesso in quartiere Pertini a Mestre, dove i residenti sono ancora sul piede di guerra dopo l'ennesima occupazione abusiva di un appartamento. Vogliamo risposte da Ater e Comune, dicono. Questa casa andava assegnata chiara nelle liste. Questo è un problema di comune. 130 case qua, più di... No, problema di comune, no problema da me. Lei capisce che voi avete fatto una cosa che è illegale, non si fa. Chi fate io? Chi fate? Apri casa per mia figlia, non per me. Per i bambini, non per me. Quindi voi non avete intenzione di uscire da qui? Non uscire da qui! Niente, non esci di questa casa! Nonostante l'intervento di 2 pattuglie del servizio di sicurezza urbana della polizia locale e le denunce dei residenti con tanto di assemblea pubblica a cui hanno preso parte anche esponenti politici, in quartiere Pertini a Mestre le occupazioni abusive tornano a fare da padrone. Come l'ultima di Via Vian, da cui gli occupanti per loro stessa ammissione non hanno alcuna intenzione di andarsene, a meno che non gli venga assegnato, dicono, un appartamento comunale. Cosa difficilmente fattibile dal momento che l'assessore competente ha evidenziato che la coppia, non essendo residente a Venezia, per ora non può essere inserita nelle graduatorie. Poi c'è la burocrazia, le responsabilità che rimbalzano da un'istituzione all'altra e il risultato alla fine non cambia. Questo fa crescere la rabbia, ma anche la paura in chi si comporta correttamente e soprattutto nei residenti che tanto si sono impegnati per il bene del quartiere, con iniziative di ogni genere per bimbi, giovani e anziani. Dovevano venire delle persone in difficoltà, c'erano già 5 persone pronte a occupare questo appartamento. È stato fatto anche con gli interventi della Comunità Europea. E quindi questo appartamento doveva sicuramente essere assegnato. E quindi come facciamo? Risposta che i residenti attendono ormai da troppo tempo, anche in virtù del fatto che nel quartiere ci sarebbero circa 130 appartamenti vuoti tra Comune e Ater, la maggior parte dei quali sarebbero già pronti per essere abitati. Perché allora sono vuoti? Questa è la domanda che resta in sospeso e la questione abitativa fra sfratti e famiglie in difficoltà è stata oggetto di un presidio questa mattina organizzato davanti alla sede dell'assessorato alle politiche sociali. Io ho uno sfratto e la mia situazione è che sono anche invalida e non so neanche dove andare. Lavora solo il mio compagno, ma con i soldi non ci danno neanche una casa in affitto, giro per le agenzie e non ci danno neanche, perché dicono che ci vuole due stipendi. È
per situazioni come questa che stamane cittadini e membri del Fronte della Gioventù Comunista hanno organizzato un presidio davanti a Villa Querini a Mestre, sede degli uffici dell'assessorato alle politiche sociali. Politiche sociali che nel Comune di Venezia sono estremamente carenti e non stanno minimamente facendo fronte a quella che è la crisi economica accelerata dalla crisi pandemica. Una delegazione è stata ricevuta da 2 referenti incaricati di riportare le richieste all'assessore Venturini. Un tavolo che purtroppo non è andato come doveva andare. Siamo stati bellamente presi in giro e per i fondelli da parte del Comune di Venezia e da parte dell'assessore Venturini, che ha deciso di disertare il tavolo nonostante fosse stato avvisato della nostra volontà di voler avere un incontro con lui. Questo tavolo è stato un tavolo che comunque ci ha dato la possibilità di confrontarci con dei tecnici. Noi quello che vogliamo non è un confronto con i tecnici, perché il confronto con i tecnici l'abbiamo avuto già molte volte in passato, anche durante gli sfratti stessi. Noi vogliamo un confronto politico con l'assessore, perché qui se le cose vanno cambiate e bisogna dargli una nuova impostazione, una nuova progettualità, sta alla politica farlo. Contattato, l'assessore ha evidenziato come queste richieste andrebbero rivolte al governo, ma i manifestanti non sono pienamente d'accordo. Noi le domande le abbiamo poste anche al governo, le porremo anche alla regione, ma siamo anche stanchi di questo continuo scarico di responsabilità da parte delle istituzioni locali e anche delle aziende locali, perché per quanto riguarda gli sfratti, ad esempio, il comune dice che è colpa di Ater dice che è colpa del comune e poi invece è colpa della regione. A noi di tutti questi giri tecnici non interessa assolutamente nulla, quello che importa è la volontà politica, che manca assolutamente, la volontà di dare ai cittadini e ai lavoratori di questa città le cose di cui hanno bisogno, ossia mangiare, pagare le bollette e una casa, un tetto sotto cui vivere con la propria famiglia. Venturini può anche dire che dobbiamo chiederlo al governo, ripeto, noi glielo chiediamo, ma deve rispondere anche lui, deve rispondere anche il comune. Noi non molliamo oggi la lotta, ma continueremo con presidi, continueremo con mobilitazioni, continueremo col fare informazione a livello cittadino. Parliamo ora del caos che si è registrato domenica scorsa all'aeroporto di Tessera con il sindacato che va all'attacco. È successa qualcosa che già in tempi non sospetti, quindi all'inizio dell'anno avevamo denunciato come sindacati e in particolare come CISL. La sicura mancanza di personale e quindi i possibili disagi. Non ci hanno ascoltato e questo è il risultato. È stata una domenica di passione quella appena trascorsa all'aeroporto Marco Polo, con code e disagi per passare i controlli. I nastri per rendere la fila ordinata erano solo un miraggio, perché l'incolonnamento in attesa di passare i varchi si snodava lungo tutto l'aeroporto. Una giornata come ce ne saranno molte, denuncia la CISL, che aveva già sollevato il problema della mancanza di figure professionali. L'aeroporto non è più un polo attrattivo, i contratti sono brevi, le paghe sono paghette, quindi le persone preferiscono, anche per un fattore di stress, trovare altri posti e quindi l'aeroporto rimane sguarnito. L'aeroporto ha bisogno di essere seguito da capaci e non da incapaci. Per il rappresentante dei lavoratori, i prossimi mesi sono destinati a peggiorare. Io credo che sia oramai tardi qualsiasi tipo di magia. Il carico di lavoro sarà riversato sui lavoratori che attualmente con il senso del dovere riescono a mantenere ancora decente il servizio. Certo che lo scontro fra il senso del dovere dei lavoratori e invece la ricerca del profitto delle aziende imploderà a sfavore degli utenti. Si è arrivati a questo punto perché si è cercato di accontentare i soci, si è cercato di accontentare, diciamo così, il quotidiano, senza pensare come gente esperta e gente di aeroporto poteva fare, trovare nel momento di calma le soluzioni. Un altro tema che fa discutere, ovvero l'enorme diffusione delle case affittate ai turisti a Venezia, questione che approda in Parlamento con la proposta del deputato Pellicani. Noi siamo a oltre 8.000 locazioni turistiche a Venezia, senza contare gli abusivi che sono valutati nel 30-40%. Significa che a Venezia è impossibile trovare un appartamento in affitto. Ripeto, per risolvere ed affrontare seriamente il problema
è necessario un mix di azioni, di cui però la disciplina delle locazioni ad uso turistico è fondamentale. Assegnare al Comune la facoltà di regolamentare le affittanze turistiche partendo dalla consapevolezza che la trasformazione del patrimonio residenziale in alloggi turistici è oramai fuori controllo e ha provocato lo spopolamento di Venezia. L'emendamento Pellicani al decreto legge 50 del 2022 intende trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di tutelare la residenza e il diritto a svolgere l'attività di locazione turistica. Nessun divieto, nessun obbligo, ma dà la facoltà al Comune di Venezia di disciplinare le locazioni turistiche. Come? Prevedendo la possibilità di rilasciare, subordinare la locazione a un rilascio di un'autorizzazione quando la situazione è esplosiva, come è esplosiva in tante zone della città, oppure di introdurre un limite temporale alla locazione turistica, quello che avviene in tutta Europa. Avviene a Barcellona, avviene ad Amsterdam, avviene a Berlino, avviene a Ginevra, avviene a New York. Le locazioni turistiche selvagge sono state indicate dal prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto alla Camera dei Deputati come il problema numero 1 in un quadro già di per sé preoccupante di sfruttamento turistico incontrollato che pervade ogni angolo della città. La regolamentazione proposta da Pellicani ha raccolto consensi bipartisan anche al Comune di Venezia. Se facciamo fronte comune su questo, nel giro di un paio di settimane diventa legge dello Stato, che non vuol dire introdurre un divieto, ripeto, ma significa disciplinare un settore che è senza regole. E la regolamentazione del turismo di massa a Venezia è ormai diventato un tema dibattuto politicamente a livello nazionale. Venezia ha superato la soglia degli 80.000 posti letto turistici ed è quasi scesa sotto i 50.000 abitanti, una situazione talmente estrema da aver formato un fronte bipartisan anche a livello nazionale per salvare ciò che resta della città, a partire dalla regolamentazione delle case affittate ai turisti, un tema in cui la Regione rivendica di essere stata la prima di intervenire. Penso alla norma che noi abbiamo fatto sulle locazioni turistiche, dove abbiamo dato l'obbligo a tutti coloro i quali affittano un appartamento, che in sostanza è la locazione turistica, di chiedere un codice regionale che deve essere affisso all'esterno dell'appartamento e anche nei portali web dove si fanno affittanze. Questo ha permesso alla Guardia di Finanza e anche alla Polizia Municipale di Venezia di fare molti controlli sul territorio. Nonostante questo, un margine, diciamo, di buio, chiamiamolo così, esiste ancora, però vedo anche un netto miglioramento rispetto al passato. L'assessore regionale al turismo Federico Caner parla dalla firma del protocollo d'intesa in materia di flussi turistici firmato dal presidente della regione Conadac, la versione tedesca dell'ACI, il più grande club automobilistico d'Europa, dove si è parlato anche di numero chiuso a Venezia. Non ho detto che non sono d'accordo, ma ho detto che posso capire se un hotspot turistico come Venezia cerca di incanalare i flussi turistici, perché non se ne avvantaggia nessuno, né i veneziani né gli ospiti, nel momento in cui la città è sovraffollata, perché non si gode più, non si vede più. Caner non crede però praticabile la strada segnata dal deputato Pellicani alla Camera per affidare al Comune gestione e limitazione delle locazioni turistiche. Io credo che serva un intervento legislativo a livello nazionale, perché nel caso proprio delle locazioni turistiche queste vengono affittate utilizzando il codice civile e quindi soltanto con un intervento a livello nazionale, così come è stato fatto in altri paesi dove nelle grandi città d'arte si mette un limite all'affittanza, può essere affrontato. Non credo francamente che a livello locale sia possibile intervenire con ordinanze o interventi, diciamo, locali. Dopo 164 anni da quando è stata varata l'imbarcazione a vela storica Sorella, un veliero aurico in legno costruito nel 1858 dal cantiere inglese a Southampton, indossa ufficialmente le stellette ed entra a far parte della Marina Militare Italiana. Tecnicamente diventa l'unità in servizio più anziana della flotta, seguita da uno Scary Cruiser varato in Finlandia nel 1928 e dalla ben più nota nave scuola Amerigo Vespucci, varata a Castellammare di Stabia nel 1931. La cerimonia di donazione da parte dell'industriale padovano Renato Pirota è avvenuta nella Scuola Navale Militare Morosini di Venezia.
e ci lasciamo con queste immagini. Vi ringrazio davvero per l'attenzione, c'è il meteo, buona serata. Benvenuti al meteo. Anticiclone africano sempre ben saldo sul nostro territorio, caldo e bel tempo, solo con qualche disturbo in montagna. Vediamo il dettaglio di mercoledì 22 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo, lo vedete, si presenterà al massimo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio maggiori addensamenti sui rilievi dove, come detto, saranno possibili anche dei rovesci. Temperature sostanzialmente stazionarie o in lieve e locale calo, minime tra 19 e 25 gradi, massime comprese invece tra i 30 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, nubi sparse, specie sulle zone montane dove non si escludono nel pomeriggio dei temporali. Temperature minime tra 20 e 26 gradi, massime sui 30-33 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto lo scenario, avremo qualche acquazzone sui settori più settentrionali, per il resto bel tempo. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime infine sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.